Sentite la bellezza dell'arpeggio? Tutta d'un fiato. Queste sono le prime incisioni e in seguito all'uscita di questi 78 giri, certo non tutti a casa avevano i grammofoni, no? I giradischi per ascoltare, e si approfittava tutte le volte che qualcuno lo possedeva per ascoltarli, ma allora la gente, la maggior parte delle persone in quei tempi erano quasi tutti analfabeti, la massa era analfabeta e quindi chi è analfabeta sfrutta moltissimo la memoria, bastava ascoltare una volta un testo e lo ricordavano, noi non siamo più in grado di fare queste cose perché noi scriviamo e ce lo possiamo rileggere quando vogliamo, ma allora no. Chi non sapeva leggere sfruttava la memoria al 100%. E infatti molte poesie, di molte serate di poesia si sono anche tramandate, perché c'è gente che una volta sentita l'ottava la ripeteva interamente, immaginatevi voi la capacità, era questione di memoria. Allora, prima di andare avanti negli anni 30, vi dico due cosette sulla figura di questi cantadores. Come erano considerati questi cantadores in quell'epoca? Come viaggiavano? Come si spostavano da un paese all'altro? Ci sono degli aneddoti incredibili. Di Antonio De Sole diceva che quando veniva da queste parti veniva in bicicletta, anche 80 km in bicicletta con le strade bianche di allora, forava 4, 5, 6 volte per viaggio, si fermava, quindi stava tutto il giorno per arrivare al paese dove doveva cantare, poi cantava 5 ore, non 2 ore o un'ora, 5 ore la gara e poi doveva rientrare. Quando non rientrava subito veniva ospitato da qualche componente dei comitati. Come veniva ospitato? C'è un aneddoto, lo racconta lui, De Sole, dice: il presidente della Prolocco, non dico il paese ma è qua vicino, mi ha ospitato a casa sua e letti non ce n'erano in quel periodo, uno ce n'era, aveva 7-8 figli, tutti nello stesso letto, anche lui tra marito e moglie. Guarda, incredibile. Questo può essere capitato una volta e lo ha raccontato. Certo, non era sempre così, però le situazioni erano molto simili. Un'altra volta dice: no, abbiamo dormito una sera in una stanza dove c'era l'asino in un angolo, il maiale nell'altro e noi una cesta per terra con una coperta lì. E si faceva, questo si faceva. Non c'erano gli alberghi, eccetera. E come erano considerati questi cantadores? Quando erano sul palco, dei campioni, come scendevano a terra venivano criticati, venivano accusati di essere donnaioli, imbriagones, maigones, come dite voi? Maigones, cioè non avevano voglia di lavorare, mandrones, da noi si dice maigone, vero Giovanni, eccetera. Quindi erano persone semplicissime, Le gare che facevano erano tante in quel periodo, perché chi cantava erano pochi cantadores. Quando hanno inciso il trio famoso, quando hanno inciso quel disco, sulla notorietà dell'incisione chiamavano sempre loro, dappertutto, quasi dappertutto. De Sole l'ha sempre detto, io, Cossu, Porquedo, che addirittura era di origine di Tiesi. Porquedo, il padre era di Tiesi, no, lui è di Porto Torres, però il padre era di Tiesi. Sono diventati amicissimi, come fratelli, compari addirittura, e andavano in pianta stabile. Del chitarrista ve l'ho accennato prima, i primi chitarristi erano molto semplici, accompagnavano con pochi accordi la cadenza giusta del canto, ma niente di particolare.
I più famosi in quell'epoca erano i due fratelli di Sorso, anche se erano nati a Sennori, di Peppino e Ignazio Secchi, ma a Sassari c'erano anche a Usini, perché Adolfo Marella da bambino, sicché è vissuto a Usini, imparava dai chitarristi, seguiva i chitarristi di Usini. Poi una volta andato a Sassari, nei Cilieri di Sassari, ha imparato chi frequentava lì, ed erano i fratelli Secchi e altri, Stocca Rasciali, e c'erano Maestro Ioanne Ledda, eccetera. Non erano tantissimi chitarristi. Che cosa cantavano in quel periodo? Eccola, perché il canto a bocca di chitarra è strettamente legato alla poesia. Interpretavano le poesie dei grandi poeti. Una cosa che mi faceva Gianfrancesco Covedu, da anziano ormai, una critica che faceva lui ai cantadores emergenti era questa: ma è possibile che dopo 50-70 anni si cantino sempre le stesse poesie? Prima erano pochi poeti conosciuti, dice, ma oggi ce ne sono tanti. Sarebbe bello cambiare le poesie, perché la modulazione, la melodia spesso nasce perché è legata a determinati versi. La gente comune molto probabilmente queste cose non le capisce, forse gli piaceva riascoltare sempre le stesse poesie, no? E la melodia è legata all'espressività della poesia. Ma anche adesso, devo dire la verità, c'è un certo rinnovamento nella poesia, vero Marco? Però si cantano ancora tante poesie del passato, tantissime, perché la gente le richiede, perché sono rimaste nel ricordo. Allora, andiamo avanti. Negli anni 30 vengono fuori queste incisioni, e grazie a queste incisioni aumenta la notorietà di questi cantadores. E adesso, visto che abbiamo la presenza di Luigino Cossu, che è nipote del grande Luigino Cossu, gli facciamo cantare un canto in re do del nonno, accompagnato da Pietro. E poi ascoltiamo un pezzettino del trio, un'incisione del 31. Sì, sì, fuori si sente? Sì, sa. Un semplice esempio. Sa, sì, sa.
Grazie Luigino. Questo è l'esempio della melodia tradizionale del nonno, che faceva parte di quel trio famoso, due parole su Luigino Cosso. Io sono sempre alla ricerca di aneddoti, no? Li ho conservati. Uno in particolare, forse non l'hai mai sentito, te lo racconto adesso. Allora, il nonno Luigino Cosso abitava a Trinità, era di Trinità, no? E c'è stato un periodo in cui stavano costruendo la strada che da Trinità andava ad Agius. E ci lavoravano anche molti miei paesani di Bulzi. E abitavano lì vicino, a casa di zio Luigino. E questo me l'ha raccontato zio Francesco Cubetto. Quando, cantando a vari matrimoni, perché i cantatori si chiamavano anche a cantare ai matrimoni, no? In quel periodo, eccetera, per allietare la serata, le serenate, eccetera. A un certo punto, quando si salutavano per andare via, zio Luigino diceva: mi raccomando, dai saluti a due miei compaesani che lavoravano in quella strada lì, erano piccapietre, quelli che spezzavano le pietre per la ghiaia, eccetera. E una volta, e glielo dice 2 volte, alla terza volta zio Francesco Cubetto dice: ma a me non viene narrare, perché devo mandare sempre questo saluto a un certo Leonardo Mureo. L'hai conosciuto, no, Giovanni? E Posasaldo, il nome non me lo ricordo, un altro, che lavoravano insieme lì in quella strada. Beh, allora te la dico, ha detto tuo nonno, che ha imparato a cantare in salvo sono stati loro 2. Non erano cantatori, canticchiavano, no, allora cantavano tutti nel paese più o meno, perché lui cantava solo in gallurese, era la sua lingua, la sua espressione, e ha iniziato a cantare in sardo trascorrendo le serate lì, perché abitavano vicino, cantando con questi 2 di Bulzi. Io l'ho saputo da un'intervista che ho fatto nel 90 a zio Francesco, e vengono fuori piano piano queste cose poi, no? Ma Luigino Cosso aveva una melodia incredibile, che è stato, io dico che è stato il maestro di Mario Scano, anche se Mario un po' lo nascondeva, però è stata la guida di Mario Scano. Lo ha tenuto per me. Lo so, abitava a casa sua, che quindi come fai a dire che non è stata la tua guida, altro che... Ma pronto so si la dire, ma ancora no, se devi fare il muro e si va a vedi delle cose belle, È vero, è vero. Allora... Ti lo dico quando sei pronto. Zio Luigino, dalle interviste che io ne possiedo una anche dove i figli parlano del nonno. Quella della RAI? Sì, di Radio Cagliari o della RAI? Rai 3. Ma a detta anche di chi l'ha conosciuto, era una persona affabile, un carattere dolce, andava d'accordo con tutti, di quelle persone, una persona corretta oltretutto, e oltretutto cantava alla sua maniera, come in quei tempi ognuno aveva il suo modo di cantare. Certo, io dico, tutti hanno imparato da qualcun altro, tutti, anche Francesco Cubetto, il suo maestro è stato Antonio Desoro, sapeva imitarlo benissimo, però cantava le sue voci. Anche Giovannino, mi ricordo la prima sera che l'ho accompagnato, la prima volta, io avevo 22 anni mi sembra, 23, quando lo accompagnavo ero titubante perché, sa, allora dovevi accompagnare spesso e volentieri gente che non avevi mai accompagnato, quindi dovevi avere un orecchio molto sensibile. Zio Francesco lo conoscevo perché mi allenavo con lui, inizia a cantare Giovannino e dopo due o tre modulazioni mi ricordava qualcosa di già sentito, no? Un po' del sole, un po' le voci di zio Francesco, ho detto e sono andato tranquillo, questo lo racconto subito perché è presente Giovannino, è stata una lezione per me. Non va con tutto, ma poco. Tutti, l'hanno fatto tutti. Cosa che non hanno fatto dopo. Certo. Perché per distinguere che bisognava proprio seguirli da molto vicino. Esatto. Mentre invece nel periodo che sono uscito io, quel periodo lì. Sino agli anni 60, diciamo. Ognuno doveva avere la sua interpretazione, la sua caratteristica. Quando da tutti, naturalmente. No, dagli altri si impara. E poi uno crea il suo stile. Si crea il suo stile. Giustamente, come dicevi prima, non è così semplice mettere a punto la attenzione. Anche
anche se non è musicato, non è scritto, però ci sono delle regole da rispettare. Certo, purtroppo, Giovanni, purtroppo le regole sono sempre esistite, ma non erano scritte. Però Erano di consuetudine, diciamo, regole di consuetudine. memoria si doveva fare. Certo, Classico. certo, Tanto un locutore è un classico, non è un classico. certo, ci arriviamo. Allora, stavo raccontando della prima serata che ho fatto io con Giovannino, eravamo nel 79, la mia prima gara. Quando ho visto che riuscivo ad accompagnarlo tranquillamente, ho anticipato qualche volta, l'ho anticipato con la nota, con la chitarra. Alla prima pausa, lui non se lo ricorderà, ma io me lo ricordo, me lo sempre ricordo. Alla prima pausa, siccome di carattere è stato sempre sanguigno un pochettino, mentre zio Francesco Cuvietti mi avrebbe detto con più moderazione, lui era calmo, eccetera. Alla prima pausa mi dice: non lo vedi più in me? Io ho detto: oh, com'è? Dice: non lo vedi più in me. Non me la denare tu a per andare, un desidero, me lo ricordo, è stata per me una lezione. Ecco, perché dico questo? Perché il chitarrista sino agli anni 60 doveva solamente seguire Saoghe, accompagnare, basta. Non si poteva permettere di spadroneggiare come un po' avverrà poi dal 70 in poi, no? Quando diventerà più protagonista lo strumento, perché giocando a bogue di chitarra è nato come campo a bogue e il cantatore era libero anche di improvvisare sul momento le modulazioni e il chitarrista doveva solamente assecondarlo e basta. Quindi l'abilità di chi suonava stava proprio lì, nel saper seguire suo cantatore. Ecco perché lo ripeto sempre questo esempio, perché per me è stata una lezione importantissima. Ma infatti poi ascoltando i vari chitarristi, Adolfo Merella, che è stato uno dei più grandi per me nell'arpeggio, più grandi anche dei suoi maestri. Ma Rolando, anche Nicolino Cavizza No, lo dico. Lo dimostra. Lo dico. Ma anche Nicolino ha iniziato lui, arpeggiava tantissimo, nonostante il suo carattere esuberante, no? Che tendeva a spadroneggiare sul palco, era di carattere così, Nicolino Cavizza. Merella no, Merella ha sempre accompagnato nota per nota, lui ha creato questo stile che non aveva neanche Ignazio Secchi e Peppino Secchi, perché loro fondamentalmente arpeggiavano l'accordo. Adolfo Merella invece ha inserito l'accompagnamento nota per nota, e questa è la caratteristica. Ma lo faceva anche Nicolino Cavizza all'inizio. Infatti sono due capi scuola, possiamo considerarli due capi scuola. E Secchi, quello che faceva il falegname? Ignazio. Non la... Peppino era il falegname. Peppino era veramente il chitarrista. Non Ignazio, Peppino, io ho parlato con Mario Secchi, il figlio, da poco, e mi ha raccontato qualcosa del padre, che mi ha corretto anche alcune espressioni che racconto io in queste sedute. Peppino Secchi è stato uno dei primi ad andare a Milano a incidere, ad accompagnare le prime incisioni. Faceva il falegname, si costruiva anche lui le chitarre. Infatti nelle prime incisioni le chitarre difficilmente non sono proprio accordate, perché non erano perfette molto probabilmente, no? Però lui si costruiva le sue chitarre e Mario Secchi ne conserva una ancora a casa sua, una costruita dal padre. Marella ha preso gli abbellimenti, i primi abbellimenti sempre ci sono di Peppino Secchi e poi anche di Ignazio, che era il fratello più piccolo. Però Marella, e io lo dico da musicista, io insegno da 40 anni, seguo in particolare la tecnica. Questi grandi chitarristi non hanno studiato musica, è tutta arte loro questa qui. È qualcosa che veniva da loro. Adolfo Merella per me è stato il capo scuola dell'arpeggio e tutti noi che suoniamo, anch'io suono ad arpeggio, cercavo di imitarlo inizialmente, io non l'ho mai conosciuto, ero bambino quando veniva a suonare a Vulza alle feste, ma poi come protagonista non l'ho mai seguito e quindi io ho cercato di carpirne i segreti ascoltandolo solamente dai nastri. Ma aveva una tecnica incredibile, ha avuto tanti allievi. Ma a parte la tecnica, la conoscenza del canto oltretutto.
Beh, quello sì, prima cosa. Però anche la suonata, l'armonia che usciva dalle sue dita era qualcosa particolare. di particolare, perché tu lo sai benissimo che suona la chitarra, in base alla stretta che dai la forza della muscolatura sulle corde e la suonata. Merello era uno di quelli, Era unico. Anche il figlio che era bravissimo, Bruno, era bravissimo. Era la stessa. Ma è chiaro che ognuno però ha la sua tecnica, ognuno di noi è diverso, Pietro è diverso da me, abbiamo lo stesso stile, però ognuno ha la sua tecnica, ma deve essere così. Mi avvicino, Durante il ventennio fascista, nel 1935 viene fuori quella legge famosa, no? Che annulla un pochettino le feste, le abolisce, anche su spinta della Chiesa, abolisce le gare di poesia in piazza e chiaramente di conseguenza anche le gare di canto a chitarra. Ai preti di paese spesso dava fastidio qualche tema che veniva usato nelle gare di poesia, no? Che spesso andava anche contro alcuni atteggiamenti della Chiesa, e quindi un po' per quanto riguarda la legge fascista, un po' di spinta anche da parte della Chiesa, avevano abolito per almeno 10 anni, sino alla fine della guerra possiamo dire, e le feste, anche se mio nonno mi diceva che cantiamo su Matessi, però bisognava chiedere il permesso dalla podestà per fare qualche piccolo incontro eccetera, ma in genere le hanno bloccate sino alla fine della guerra. Sì, si cantava di nascosto, ma non più in piazza però, capito? Però il nostro canto si è sempre fatto, perché l'unica espressione naturale che c'era nel Logudoro e nelle zone circostanti, era l'unica espressione, sino agli anni, diciamo, alla seconda guerra mondiale. E adesso vi faccio sentire chi andava per la maggiore in quel periodo, negli anni 30. È breve, Questo è il trio, Orquello, Tesoro e Cossu. Abbiamo parecchie incisioni, ho scelto questa, che è caratteristica. Tesoro. Avete sentito? Uno diverso dall'altro, 3 timbri completamente diversi, ma andavano benissimo d'accordo. La gara, quel periodo naturalmente era molto bella per quello, perché c'erano diverse sfumature nella voce. A me che piace ascoltare quei documenti di una volta, come faccio a dire uno è più bravo dell'altro? Sono grandi tutti, perché ognuno ha una sua caratteristica completamente diversa uno dall'altro. In quel periodo che cantando serate su serate sempre gli stessi, ogni tanto si aggiungeva Giovanni Cuccuru a loro, hanno deciso di dividersi la quota che gli veniva assegnata in parti uguali, ed erano amicissimi da quel punto di vista. Non gli piaceva che nella serata emergesse uno o l'altro. Se Antonio Tesoro diceva, se in una serata vedevo che Luigino era un po' giù di voce, non ne approfittavo, ha detto, potevo approfittare per mettermi in mostra, invece no, stavo attento a non esagerare, per non mettere in cattiva luce l'amico. Ecco, c'era questa forma di rispetto e di fratellanza tra di loro, e questo c'è stato per tanto tempo, sin quando hanno avuto la possibilità di cantare. Poi, come dicevo prima, durante il fascismo si bloccano un pochettino, si cantava nel privato fondamentalmente, in pubblico no, si fermano e riprenderanno nel primo dopoguerra, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale. E qui devo fare,
un piccolo approfondimento, perché il canto che si faceva dagli inizi del Novecento sino agli anni 50 è quello da considerarsi totalmente canto a s'antica, perché dagli anni 50 in poi piano piano vengono fuori Leonardo Cavizza, Francesco Cubetto, quella Pugetto, quella generazione lì, acquisiscono gran parte delle melodie dei grandi del passato, ma rinnovano anche loro, con le loro voci, con il loro modo di cantare. E fra un po' li ascolteremo. Si perfeziona anche la tecnica dei chitarristi. Il chitarrista piano piano passa a fianco dei cantadores, non più alle spalle, come succedeva nel primo periodo. Cosa vuol dire questo? Il chitarrista ha fatto un passo avanti e quindi inizia a essere quasi allo stesso livello dei cantadores. Perché questo? Perché chiamare chitarristi primi che accompagnavano era un po' un azzardo, diciamo. Erano strimpellate che servivano per accompagnare, così per dire che c'era la chitarra. Ma all'inizio degli anni 50 i chitarristi erano dei veri chitarristi, perché chi andava per la maggiore erano sempre Adolfo Marella. Adolfo Marella non ha inciso tanto in quel periodo. La prima sua incisione, se non sbaglio, l'ha fatta nel 46, la prima. Nicolino era più grande di lui, li ha fatti negli anni 30. Nicolino, e adesso devo introdurre un discorso sulla parte strumentale, sui chitarristi, velocemente, non mi voglio annoiare su questo, però il discorso tecnico occorre conoscerlo, altrimenti ci abituiamo a rimanere superficiali al semplice ascolto e basta. Perché io parlo dell'arpeggio, cioè dell'accompagnamento a pollighe, fondamentalmente? Perché era l'unico modo di accompagnare la chitarra sino a tutti gli anni 50. Tutti quelli che si avvicinavano alla chitarra suonavano non con tutte le dita nell'arpeggio, come potremmo fare noi oggi, che tecnicamente abbiamo fatto dei passi più avanti, però loro suonavano col pollice, indice e raramente il terzo dito, il medio, ma facevano tutto con 2 dita, però sapevano arpeggiare ed erano bravissimi. Adolfo Marella si perfeziona in quel periodo e piano piano viene fuori il suo stile, che è diventato un caposcuola. Perché Nicolino Cavizza a un certo punto, all'inizio degli anni 50, dopo la rafferma che ha avuto lui come carabiniere a Berchida, riprende a suonare, faceva il fabbro, e riprende anche a suonare, perché è stata la sua grande passione, no? Di tutta la sua vita, la chitarra, riprende a suonare dopo 5, 6, 7 anni, dopo la fine della seconda guerra mondiale, inizia ad arrivare un po' di benessere, piano piano, un po' di lavoro, quindi si riprendono le feste paesane, le gare, se ne facevano 2 serate in quel periodo di cantadores a chitarra, 2 serate nella festa, poesia e 2 serate di cantadores. Nicolino Cavizza inizia a spadroneggiare lì, si accorge che gli inviti aumentano, no? per le serate, e lui faceva il fabbro, spesso si rompeva le unghie, martellando, eccetera. E in un'intervista lui dice, perché lo speaker della Radio Cagliari gli dice: ma scusi, ma lei non suonava arpeggiato inizialmente, ha fatto tutte le incisioni con l'arpeggio. Ascolta, ha detto, sovrailazzo Matteone. E le dita si pestano più di una volta facendo quel lavoro. E mi chiamavano alle feste, ma avevo l'unghia rotta del pollice e non potevo andare a suonare. E si è inventato un plettro, se l'ha costruito lui da un pezzo d'osso. E ha creato il famoso accompagnamento, quello che si fa adesso a penna, a pin. Lui chiaramente ha trasferito nella penna un po' quello che faceva l'arpeggio, ma alla penna non può fare quello che fanno 4-5 dita. È una tecnica totalmente diversa. E alla fine lui ha detto la verità: ascolta, io a penna faccio 20 gare al mese, a unghia ne faccio 4, quindi, che ha capito, no? E ha introdotto lo stile a penna, che piano piano, essendo molto più immediato come tecnica rispetto all'arpeggio, ci vuole tempo per impararlo, tempi un po' più lunghi. A penna si impara molto più in fretta, infatti oggi il 98% oggi suonano a penna. L'arpeggio è rimasto con pochi suonatori oggi, anche perché piano piano, una volta che ha preso piede
dagli anni 50 in poi, l'accompagnamento a penna, e all'inizio degli anni 60 l'inserimento della fisarmonica, e vi spiego il perché subito, piano piano l'arpeggio viene lasciato in disparte. Però vi dico la verità, l'arpeggio nel canto sardo a chitarra è il vero modo di mettere in risalto l'espressività del suo cantatore. Il plettro, a mio parere, posso sbagliarmi, ma il mio parere è questo, dà più ritmo al canto. Infatti col plettro il canto diventerà molto più ritmico, e con l'inserimento della fisarmonica tutti e due devono eseguire più o meno le stesse cose, quasi quasi devono leggere uno spartito. Io ho anche delle registrazioni dove in una gara c'è Tamponetto che suona la fisarmonica, Marella, qualche serata che accompagna, cioè sinceramente non vanno d'accordo. L'arpeggio non può andare d'accordo con la fisarmonica, sono per me incompatibili, anche se ogni tanto si fa, però sono incompatibili. Scusa Rolando, c'è stato un fisarmonicista di coro, Domenico Dumette, Sì? che quello aveva modo di suonare con la fisarmonica Seguiva l'arpeggio? e non si guardava manco in faccia, solo con Marella. Quello era veramente L'unico. solo che c'era un difetto, lui non conosceva la scala e non sapeva suonare in La, per esempio, suonava in La bemolle. Ho capito. E allora c'è stato questo passaggio, ma se no io li ho visti con Bruno Merella, Sì. allora uno non si guardava con l'altro, accompagnavano la voce nota per nota, invece sulla fisarmonica col plettro, con la chitarra c'è più musica. Certo. Allora io dico una cosa, la gara fatta con la fisarmonica e col plettro diventa più spettacolare, no? Più avvolgente, riempie molto di più l'accompagnamento, però a discapito di qualcosa. Con l'accompagnamento della chitarra, con la chitarra della fisarmonica e con la chitarra a plettro, spesso io mi accorgo che il suo cantautore si deve adeguare a chi suona. Ma del canto che parlo io, è la chitarrista che si doveva adeguare a chi canta, cioè il contrario. Qualcuno non se ne accorge, altro che esserci una differenza, c'è come. Sono due stili di canto completamente diversi. E purtroppo all'inizio, a metà anni 50, iniziano a sorgere dei problemi, anche perché arrivano le prime televisioni, la radio inizia a espandersi un pochettino, le fasce giovanili iniziano a seguire più le prime orchestrine, i primi complessi, e Nicolino Cavizza si accorge che le feste in piazza fatte del suo canto a chitarra iniziano a essere un po' abbandonate dai giovani, e allora ha pensato di rimodernare il canto. E come ha pensato di rimodernarlo? Inserendoci la fisarmonica. Gli anziani, i cantatori anziani in quel periodo. Se vogliamo, Rolando, non è proprio giusto, no? Perché No, io ho questa convinzione perché l'ha detto lui. La storia della fisarmonica, molti non sanno, dice Nicolino, non è vero, è stato Pipia con Merella che sono andati a Roma alla... E questo non l'ho scritto nessuno, Non l'ho scritto Quello che stai perché dicendo non tu non conosco l'ha la scritto storia. nessuno. Io siccome ho avuto modo di parlare col nonno di cosa, con Lugino Cursi, Lugino si era ritirato a un certo punto. Certo. Poi a me ne parlavano negli anni 60, 70, quel periodo, dice, ma zio Lugino molto, molto, non sa se vuoi, e si mi allora piano piano, tu le sai, queste cose. Lo portavo io volentieri perché, prima di tutto perché era un uomo, era un gran cantatore, poi era un signore, intelligentissimo. Allora mi facevo raccontare queste storie dall'inizio alla fine, lui sentito dire... Dovete registrarle queste cose. No, ma molti, io ho invitato per esempio a Ferria molte volte, Sì. siamo attaccati un sacco di volte. Perché anche Ferria diceva queste cose. No. Perché pubblicamente Giovannini Ferria, è uscito. Mi dispiace che non sia presente, altre volte ci siamo tornati ad Usini, perché vogliono inculcare certe cose, bisogna conoscere la storia. Io mi sono approfondito da ragazzino con Del Sole, Luigino Cose, quelli conoscevano bene. Certo. E mi hanno parlato anche di mio nonno, che nessuno sapeva che mio nonno cantava di Candela Mara, Certo. Come l'ho detto all'inizio, certo. Il padre di Leonardo Cavizza. Certo.
Grazie di questa precisazione, perché anche questi sono documenti. Lui l'ha vissuto. Certo, certo. Eppure nessuno ha mai scritto queste cose. Io sapevo quello che stavo dicendo. Perché i divulgatori, iniziando da Ferria, poi Paolo Pillon, Sì. eccetera, hanno fatto un sacco di confusione. E tu non gliela mandavi a dire quando capitava, vero Giovanni? Ma un po' la storia in generale, cioè quello che ti dice una cosa. Sì. No, ma la storia quando viene raccontata da quello che la interpreta, allora la credo. Poi, Allora, andiamo avanti. Io per raccontare queste cose devo fare uno sforzo enorme per sintetizzare. Devo ringraziare chi mi ha fornito i documenti che io studio continuamente, e qui è presente Bastianino Soggiu. Dove sei Bastianino? In piedi? No, io gli farei un applauso a Bastianino, adesso mi spiego il perché. Allora, Bastianino mi ha fornito